Ringrazio intanto i presenti, abbiamo in rappresentanza della provincia la vicepresidente Lucia De Rold, abbiamo l'onorevole Roger, abbiamo il sindaco di Ponte nelle Alpi. Ringrazio tutti quanti voi di essere venuti a Sovergine proprio perché oggi merita fare un puntuale su quello che è il ripristino di questo tratto di ciclabile che si trova sulla ciclovia Venezia-Monaco, che ci ha permesso di ricongiungere prima di tutto gli abitanti di Sovergine e di Socher, che storicamente sono sempre stati molto vicini. Ringraziamo tutti quanti per questo tipo di intervento che speriamo, e come avrete potuto vedere, sia risolutivo, perché nell'alluvione prima con Vaia, era il 2018, eravamo riusciti a riaprire velocemente il tratto di ciclabile, tant'è che la FIEP, che è qui presente col presidente provinciale ma anche con gruppi provenienti dal resto del Veneto, ci avevano conferito un importante riconoscimento proprio per essere stati veloci nel riaprire il tratto di ciclabile. Purtroppo nel 2019 è venuto un altro evento meteorico importante e ce l'ha distrutta. Da quel momento non siamo più riusciti a risolvere con risorse nostre. Purtroppo abbiamo dovuto attendere quelli che poi erano stati i finanziamenti della Protezione Civile con Vaia, e nell'inverno scorso, ringraziando anche la ditta appaltatrice Depra che ha preso l'incarico di effettuare la scogliera, abbiamo potuto ripristinare la sponda, quindi la difesa spondale sinistra, per permettere poi successivamente di ripristinare quella che è la ciclabile, che oggi, non so, qualcuno l'ha forse già vista percorrendola da un mese a questa parte, perché in effetti è aperta dal 1° di giugno. Dicevo di ringraziare anche i funzionari della regione, mi sento di ringraziare prima di tutto l'ingegnere Artico, che ci è stato molto vicino per far sì che le cose potessero incastrarsi benissimo. La collaborazione che c'è stata con Ponte nelle Alpi, perché il finanziamento ha preso sia Sovergine ma anche Ponte nelle Alpi, è stato coordinato dall'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo con il dottor De Bettio. Anche in questi giorni abbiamo fatto gli ultimi sopralluoghi, ieri siamo riusciti a far sì che la segnaletica orizzontale fosse presente almeno al giorno della inaugurazione, e quindi direi che oggi ci troviamo proprio di fronte a un ripristino importante. Direi di non allungarmi tantissimo, salvo che fare un puntuale su quella che è la sfida che ci sta adesso premendo in maniera particolare, che è la costruzione di una ciclopedonale sul ponte. Siamo riusciti a coinvolgere l'ente provincia fin da subito, che si è reso disponibile anche con il suo presidente, che oggi non è potuto essere presente, e ha finanziato prima di tutto quella che è la progettazione importante. Il ponte ha una lunghezza importante e quindi i costi sono anche molto elevati. Il Comune di Sovergine partecipa a questa realizzazione con 750.000 euro derivanti dai fondi Letta. La ciclopedonale sul ponte, che sarà agganciata dal lato nord, quindi a monte, è tutta in acciaio, quindi come avete potuto sentire ultimamente, insomma, i costi delle materie prime sono saliti. Purtroppo i soldi che avevamo messo in cascina, quindi 750.000 euro da parte del Comune di Sovergine e 1 milione da parte della provincia, in questo momento non sono sufficienti. Ci auguriamo che ci sia così la partecipazione di qualche altro ente, magari in primis saluto anche l'ingegnere Pighin, che stamattina ha voluto onorarci, Pighin del DNL Green Power, e magari tutti assieme non riusciamo a sbloccare questa situazione che porterebbe grande beneficio a quella che è la ciclabilità del Bellunese sicuramente, ma anche dal punto di vista della sicurezza. Attraversare il ponte di Sovergine è sempre un po' un problema. Oggi le biciclette, come abbiamo visto, hanno anche manubri importanti, e avere un ponte a senso unico alternato non è il massimo per i ciclisti. Non mi soffermo su altro, passerei la parola al nostro sindaco Contermine, così vi dice anche del progetto che abbiamo in mente appunto con i comuni contermini. Grazie e benvenuti, e vi aspettiamo numerosi sempre, come siete soliti fare. Grazie, buona giornata, benvenuti. Io chiamerei qui
anche l'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi con l'assessore Dal Borgo, l'assessore Pontello e l'assessore in Unione Montana Oliseo Salvagno, perché ci tengo a sottolineare che questo è un lavoro di squadra. La lungimiranza delle amministrazioni comunali che si sono messe insieme per parlare di mobilità sostenibile, di ciclopedonali e di un nuovo sistema di mobilità. Insieme anche alle amministrazioni dell'Alpago, di Chiesa e di Tambre abbiamo preso atto di un bando del PNRR e quindi ci sono 5 milioni di euro da investire, e speriamo che la notizia arrivi entro quest'estate, nel mondo delle ciclabili e dell'accoglienza. E questa è un'altra scommessa, perché questo è un pezzetto della famosa Venezia-Monaco, alla quale noi crediamo fortemente. E poi abbiamo una sorpresa che vogliamo condividere con voi, un nuovo percorso che abbiamo fatto verso la zona di Soccer, è un ripristino, io ringrazio la ditta De Pra che è qui, ma poi ci aspettano anche a Soccer per una bellissima festa, si è messo in moto un meccanismo straordinario del mondo del volontariato. A Soccer stanno lavorando da settimane per preparare una festa bellissima e questo è un grande significato per noi, perché dopo i 2 anni del Covid significa rinascere. Rinascere attraverso l'ambiente, la cultura, il turismo e l'aggregazione. Guardate che è molto emozionante per noi vedere così tanta gente oggi e ci facciamo un applauso di complimenti dello stare insieme. Abbiamo il nuovo percorso delle risorgive, poi alla fine ci parleremo, ci incontreremo e cercheremo di capire se questa variante è una variante nell'ambiente che merita, ha tanta storia, ma ne parleremo dopo perché ci sono ancora altri interventi e poi a Soccer si arrabbiano ovviamente se arriviamo in ritardo perché hanno lavorato tanto per noi. Quindi grazie, ci vediamo dopo, assaggeremo anche prodotti tipici locali. Ripeto, è tanta cosa che si mette in moto. Grazie a tutti, abbiamo qui anche l'occasione, a proposito di collaborazione tra amministrazioni, di avere la nuova assessore allo sport, la Mazzoccoli, del comune di Belluno. Ringrazio anche il sindaco Oscar De Pellegrin con cui abbiamo iniziato a parlare anche lì di mobilità e di progetti d'insieme, soprattutto per quanto riguarda l'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi. Grazie a tutti e un altro grande onore è avere qui la nostra vice sindaco di Ponte nelle Alpi, Lucia Darold, in veste anche di vicepresidente dell'amministrazione provinciale. Sono le donne che riconquistano il futuro della politica e ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Grazie Paolo, ma non serviva insomma questo lancio, però ringrazio. Beh, io mi unisco a quanto detto dal sindaco Gianni e dal sindaco Paolo Vendramini. È un piacere per me essere qui oggi in rappresentanza dell'ente provincia in un territorio insomma a me caro, considerato che sono parte dell'amministrazione comunale anche di Ponte nelle Alpi e c'è una stretta collaborazione con il comune di Soverzene, con il quale insomma abbiamo in comune diversi servizi, e rappresentare anche ed essere qui all'inaugurazione di una pista ciclabile che ha l'obiettivo comunque di unire non solo Ponte con Soverzene, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di unire tutta la provincia. Ecco, questo è un po' l'obiettivo secondo me che come amministrazione come amministratori dobbiamo porci proprio per fare rete, perché è anche attraverso questi momenti e queste cose che si riesce a fare rete con tutti i comuni della provincia e dà la possibilità appunto di pensare anche a delle viabilità alternative che sicuramente al giorno d'oggi fanno la differenza, ecco, sia da un punto di vista sociale, culturale, ma anche proprio di valenza per tutto il territorio. Quindi ringrazio le due amministrazioni per aver reso possibile tutto questo, mi unisco anch'io ai ringraziamenti insomma, a tutte le persone che hanno collaborato per trovarci qui oggi. Dopo 3 anni insomma devo dire che vedere così tanta gente è un piacere, è un enorme piacere. Quindi grazie e auguro buona giornata a tutti.
Buongiorno a tutti, come sempre il sindaco di Soverzere mi stimola, nel senso che è chiaro, ma ho anche l'occasione di avere qui il comune di Belluno. Il pezzo, per essere anche molto concreti, il pezzo della ciclabile sul ponte non è ovviamente... I ciclabili sono l'esempio di come devi lavorare in rete, non è possibile che un comune faccia da solo. Quel pezzo lì è molto importante per Belluno, perché vuol dire consentire alle persone che arrivano dal Cadore di spostarsi dall'altra parte. Esattamente come lo è il ponte sul ponte della ferrovia che abbiamo fatto tanti anni fa, esattamente come è un altro francobollo che bisogna completare, che è il pezzo che guarda verso Vittorio Veneto e che manca e che è oggetto proprio, ecco, quelle opere non sono strettamente legate al comune di Soverzere, al comune di Belluno, al comune di Ponte, ma sono propedeutiche, cioè servono finalmente a fare la rete delle ciclabili. Io aggiungo anche un pezzo nella nuova concezione delle città, anche a vivere le città, servono anche a noi, a quelli che vivono, magari anche semplicemente per quelli che hanno un tragitto, no? Come si dice, sotto i 15 minuti, invece che prendere la macchina tutti i giorni per andare a lavorare, quando non piove, prendere la bicicletta. E guardate che questo è un nuovo modo di vivere le città, di vivere i nostri paesi, e si può fare anche in provincia di Belluno, perché oggi la tecnologia, le biciclette elettriche, consentono a tutti di usufruire di percorsi protetti e di vivere il territorio. E che vuol dire? Abbattere l'inquinamento, ridurre le macchine che girano, no, fra Ponte e Belluno, per dirne una. Anche il bike to work. E vuol dire anche stare meglio, stare in salute, che è la cosa fondamentale. Allora queste sono le sfide vere, è per quello che opere come queste sono importantissime, quindi io devo ringraziare veramente Gianni e Paolo, i due sindaci, li chiamo per nome perché ci conosciamo tanti anni, perché hanno avuto anche la perseveranza, non era facile, perché ogni volta che viene l'acqua, questo è un altro tema della provincia di Belluno che quelli che come me stanno a Roma dovrebbero capire, perché qui ci vogliono protezioni verso l'altro, guardate che roba che è stata fatta, protezioni verso il basso, e tutte queste cose costano di più rispetto alla pianura. E allora anche questa è un'altra battaglia, che è la battaglia che dovremmo fare anche insieme agli enti come l'Enel, visto senza, no? E che noi cerchiamo di stimolare, per finalmente avere tutte le risorse necessarie per fare la passerella e per quindi connettere questa parte delle ciclabili con Ponte e con Belluno dall'altra parte. Sono sfide importanti, però credo che voi che siete qui oggi siete la dimostrazione che qui possiamo costruire un modello di vita, di vivere il nostro territorio diverso, che diventa molto molto concreto, sia per l'approccio turistico ma anche per l'approccio del vivere comune di tutti i giorni che abbiamo fra di noi. Porto solo un saluto veloce insieme al consigliere comunale Farina da parte dell'amministrazione di Belluno e del sindaco Oscar De Pellegrini. Faccio i complimenti per questa opera di cui io avevo sempre sentito parlare, avevo letto e oggi ho visto con i miei occhi. Sono entusiasta, devo dire, e vedere tutta questa gente, questo fiume di persone in bicicletta mi riempie di gioia. Io sono assessore allo sport, per me lo sport è vita e qui c'è vita. Ho notato ultimamente a Belluno un aumento di turisti in bicicletta. Ora io non sono esperta di lingue straniere, ma a occhio e croce erano danesi, olandesi, arrivavano probabilmente anche dal nord Europa. Sicuramente in Europa il cicloturismo è un fenomeno primario e io auspico che prenda piede sempre di più anche da noi. È un turismo pulito, è un turismo salutare e salutistico. E queste opere portano beneficio anche a noi comunque, perché io oggi ho fatto una passeggiata che non avevo mai fatto e ho visto degli angoli della provincia che andando in macchina sulla statale Alemagna non vedrai mai. Quindi veramente sono contenta, entusiasta, congratulazioni, complimenti, continuate così, avanti tutta, spero di venire a inaugurazioni di altri tratti presto. In bicicletta, in bicicletta. In bicicletta, va bene, prossima volta prometto. E ringraziamo in modo particolare i due sindaci di Soverzere e di Ponte alle Alpi per questo. Vorrei dirvi, ho percorso la Monaco Venezia e questo è uno dei tratti sicuramente più suggestivi, ma abbiamo in vista altre cose e ritorno sulla passerella sul Piave, che può essere ritenuta una cosa così, no? Una specie di ciliegina sulla torta, una cosa inutile. Non è così. Dobbiamo ricordare che i comuni di Soverzere e Ponte nelle Alpi sono l'ingresso della Val Belluna.
Ora, FIA Belluno da ormai 15 anni sta promuovendo la Val Belluno dal punto di vista cicloturistico, perché è vero, la ciclabile di Cortina è straordinaria, ma non dimentichiamoci che la Val Belluna è altrettanto straordinaria e potremmo accogliere i cicloturisti che invece adesso vanno sulle ciclabili dell'Alto Adige, accoglierli qua in Val Belluna. Noi stiamo proponendo l'anello della Val Belluna, ci stiamo lavorando insieme a Fiat Feltre da ormai 15 anni, da 5 anni stiamo facendo una manifestazione che quest'anno sarà il 18 settembre, che si chiama la Grande Pedalata della Val Belluna, in cui si percorre l'anello da Belluno a Feltre, andata e ritorno. Abbiamo quest'anno fatto domanda ufficiale alla Regione Veneto perché questo anello entri nella REV, nella rete escursionistica veneta, quindi diventi un percorso ufficiale della Regione Veneto. In questo chiediamo come associazione naturalmente il sostegno dei sindaci della provincia che portino avanti questa cosa, perché a quel punto verrebbe tabellata dalla Regione Veneto e verrebbe promossa dalla Regione Veneto. Per questo la passerella è fondamentale. Oggi siamo venuti qua in 40, tra l'altro voglio dirvi, non c'è solo FIAB Belluno, c'è FIAB Conegliano, c'è FIAB Mirano, c'è FIAB Verona, c'è addirittura un coraggioso di FIAB Ferrara che è venuto apposta per questo. Quindi abbiamo una bella rappresentanza, siamo qua in 44 e anche un bel gruppo così, e noi aspettiamo gruppi di queste proporzioni che vengano giù dal nord e che poi entrino nella Belluna. Ecco che una bella passerella ciclopedonale sul ponte è un biglietto d'ingresso assolutamente necessario. Un'altra cosa importante, ma questo sono sicuro che lo faranno, è il contaciclisti. Avere su questa ciclabile qui un contaciclisti finalmente ci darebbe i numeri del cicloturismo che attualmente non abbiamo. Io ringrazio di nuovo e mi fermo.